Io penso che creare le infrastrutture idriche in Sicilia richiederà non meno di 10-15 anni e intanto abbiamo già fatto il primo passo, l'abbiamo fatto sotto la mia amministrazione regionale quando abbiamo istituito l'autorità di bacino idrico, che mancava da 30 anni, nessun governo l'aveva mai creata, ed è proprio dall'autorità di bacino che è partita la richiesta al governo nazionale per finanziare la pulitura, la liberazione dalle sabbie delle nostre dighe, 18 dighe. Dobbiamo dire la verità, sono 50 anni che noi viviamo sotto l'incubo della siccità, ma nessun governo, né regionale né nazionale, si è mai posto il problema. Io ricordo che si deve al governo Musumeci, se abbiamo finalmente definito il finanziamento ad Agrigento del rifacimento della rete idrica per 44 milioni di euro. So che quella pratica è già stata portata in gara, ci sono stati forse problemi dopo la mia uscita, problemi di carattere procedurale, ma Agrigento sarà la prima città capoluogo in Sicilia ad avere una rete idrica nuova, tenuto conto che nei paesi e nei centri abitati si perde quasi il 50% dell'acqua nella rete ormai obsoleta, e poi dobbiamo costruire nuove dighe. Io ne ho deliberata una, quella di Pietrarossa, che era rimasta incompleta, e nella piana. Ho chiesto al governo nazionale allora nel 2019 di finanziarla, è stata finanziata, sarà inaugurata fra un anno e mezzo massimo. Con l'emergenza non si risolvono i problemi. La Protezione Civile dichiarerà lo stato di emergenza, gli uffici stanno esaminando la pratica, la richiesta arrivata dal governo, quindi finanzieremo i servizi che saranno necessari per l'acquisizione di autobotte, di auto private che consentiranno di trasportare non in tutte le province, per fortuna, laddove ce n'è particolare bisogno, l'acqua, però chi dovrà farsi carico di questo problema sarà la cabina di regia istituita a Roma, della quale facciamo parte 5 ministri, istituita dal governo Meloni, e alla Regione abbiamo chiesto un elenco di opere che loro ritengono prioritarie. Ce ne hanno mandati 52, di questi valuteremo a Roma quale le più necessarie e quale quelle prioritarie. Si riparla del dissalatore a Porto Empedocle? Dopodiché cominciamo a usare 3, 5, 10 dissalatori. Ecco, lo fanno in tutto il mondo, qui in Sicilia siamo abituati a dover scartare le ipotesi e poi quando apriamo i rubinetti e non c'è più acqua ci accorgiamo che l'acqua di mare può servire se dissalata. Lo fanno in tutto il mondo, facciamolo anche noi, e utilizziamo anche le acque reflue. Ci sono i depuratori, nelle campagne è un peccato utilizzare l'acqua potabile, si può benissimo utilizzare l'acqua depurata, cioè dobbiamo cambiare anche uno stile di vita, perché il cambiamento climatico non può più farci immaginare che l'acqua tanto non finisce mai. Non è vero, l'acqua finisce e prima che finisca dobbiamo immagazzinarla. Qualcuno di voi ricorderà che, scusate se io lo cito, con il mio governo abbiamo pubblicato un bando per i laghi aziendali in agricoltura. Oltre 300 domande sono arrivate, abbiamo cofinanziato quelle che potevamo cofinanziare con oltre 30 milioni di euro, anche qui bisogna lavorare. L'acqua c'è, poca ma c'è, ma quando arriva va conservata, altrimenti nei momenti di siccità non sappiamo più a quale santo rivolgerci. Agrigento avrà la capacità di affrontare gli eventi di Capitale Italiana della Cultura 2025? Io sono assolutamente ottimista. Agrigento ha questa opportunità, smettiamola di stare davanti al muro del pianto, smettiamola ogni tannicchia di dire ma meglio rinunciare, e cavolo, abbiamo un'opportunità che capita una volta ogni 100 anni e continuiamo a discutere con i problemi. Va bene, vuol dire che troveremo la soluzione
per cogliere una straordinaria opportunità. Voi capite che significa in Europa, nel mondo, proiettare per un anno Agrigento capitale della cultura. Approfittiamone, ma dipende soprattutto dagli agrigentini, dalle attività commerciali, dai servizi turistici. Dovrà arrivare gente da tutte le parti e alla fine la ricaduta sarà anche per la regione complessivamente, per la Sicilia, non solo per Agrigento. Insomma, rimbocchiamoci le macchine. Il sindaco è stato provocatorio nel lanciare la proposta di sindaco, rinunciare al capitale della cultura. Il sindaco ha voluto veramente lanciare una provocazione, ma il sindaco sa che l'acqua non si inventa, non si fabbrica. L'acqua va immagazzinata quando piove, ma se non facciamo dighe, se non facciamo serbatoi nelle campagne, se non abbiamo la prudenza di rinnovare le reti idriche, l'acqua piove, arriva, se ne va e noi continuiamo ancora a guardarci in faccia e a dire meglio evitare. No, non si evita assolutamente nulla, si affrontano i problemi con una mobilitazione da parte di tutti, degli enti pubblici e degli enti privati. Un'ultima domanda, Presidente. Ecco, le dighe in Sicilia purtroppo sono tutte al collasso. Quindi su questo... No, non sono al collasso, le dighe non sono state mai collaudate, questo è il guaio. Io l'ho scoperto nel 2020 e infatti abbiamo mandato a Roma l'elenco di tutte le dighe che dobbiamo collaudare e che dobbiamo pulire, perché se la diga in 50 anni si riempie di sabbia, non può più contenere l'acqua per la quale è stata programmata. Può essere che me ne devo accorgere io e prima di me nessuno se ne era accorto.